Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sta per partire la prima corsa, i cavalli sono già dietro l'autostart, prova riservata ai gentleman drivers e ai sacchi a cavalli di 4 anni. All'1 Germania, 2 Gabber Trio, 3 Greg di Girifalco, 4 Gilmar di Ruggi, 5 Galassia Man, 6 Galaxy Mail, in seconda fila 7 Go Plus SM. Con cautela sia Galaxy Mail che Gilmar di Ruggi, si parte con veloce Greg di Girifalco a prendere la testa, al suo esterno Galassia Man che va subito a chiedere strada sulla prima curva, alla corda Gabber Trio con al suo esterno Gilmar di Ruggi, quindi Germania, ancora Go Plus SM e alla retroguardia Galaxy Mail. Insiste dopo 200 metri di corsa Galassia Man che sembra poter sfilare a condurre dopo un lancio comodo in 15,5. Galassia Man è la battistrada della corsa, Greg di Girifalco alle sue spalle, Gilmar di Ruggi che agisce allo scoperto, trascinandosi Go Plus SM e in terza pariglia Galaxy Mail. 34 per i primi 400 metri di corsa. Galassia Man guida il gruppo, alle sue spalle sempre Greg di Girifalco con accanto Gilmar di Ruggi, quindi Gabber Trio, Go Plus SM, alla retroguardia Germania e Galaxy Mail. Sotto alle tribune si continua così con Galassia Man che controlla il comando, Gilmar di Ruggi che accompagna il suo esterno. 1 e 2 per i primi 800 di gara, Galassia e Gilmar, alla corda Greg con accanto sempre Go Plus, quindi Gabber Trio, Galaxy Mail, Germania. Tutto invariato al chilometro in 1:17,6. Galassia Man continua al comando, Gilmar di Ruggi di fuori, non cambia nulla, Go Plus SM che attende in pariglia, la mossa in terza ruota da parte di Galaxy Mail che dà il parziale a 400 dalla conclusione, retta di là in 14,7, l'attacco ora di Gilmar di Ruggi che va su Galassia Man, la quale prova a difendersi alla corda, all'esterno di tutti c'è Galaxy Mail, tra i cavalli Go Plus SM, all'ingresso addirittura d'arrivo è passato Gilmar di Ruggi in vantaggio nei confronti di Galassia Man, poi Go Plus SM che passa in seconda posizione, Gilmar di Ruggi in netto vantaggio, Gilmar di Ruggi che si allontana dai rivali e viene a vincere nettamente, Go Plus SM è secondo. Per il terzo c'è fotografia tra Gabber Trio e Greg di Girifalco, 1:15,8 il ragguaglio, 29,4 la chiusa, percorso esterno di Gilmar di Ruggi, Massimiliano Michelotto in salchi, Mario Greco al training, i colori di Stefano Mutti, il percorso interamente scoperto del figlio di Nesta F che passa e vince in maniera anche comoda, ancora con il cuffino ben saldo sulle orecchie. Vince netto Gilmar di Ruggi, secondo posto per Go Plus SM, al terzo probabilmente Greg di Girifalco riesce a difendersi dal finale di Gabber Trio.